Parla Ibro Delic, bosniaco volontario in Siria per l'ISIS e condannato al carcere dal tribunale di Sarajevo. Mario Mori, l'ex direttore dei servizi segreti, spiega come gestire i jihadisti di ritorno dai fronti medio orientali. In Macedonia la crisi politica rischia di trasformarsi in un conflitto civile ed etnico. In Romania, paradossalmente, le donne riescono ad affermarsi più che nel resto dell'Europa. Marco Korosec, il fotografo sloveno dei tornadi americani. Oltre 200 persone hanno lasciato la Bosnia-Erzegovina a partire dal 2012 per andare a combattere con gruppi islamici radicali in Siria e Iraq. Un numero esiguo se rapportato a quello di altri paesi europei, ma significativo per il piccolo paese balcanico. Le autorità bosniache hanno contrastato il fenomeno a partire dal 2014, adottando leggi severe che puniscono chi si reca all'estero per arruolarsi in gruppi militari o paramilitari e arrestando i reclutatori dei jihadisti, come l'imam Hussein Bilal Bosnic, attivo anche in Italia, nel Triveneto, e condannato nel giugno scorso a 7 anni di carcere dal tribunale di Sarajevo. Oggi, secondo la polizia bosniaca, le partenze verso la Siria sono calate drasticamente e circa 50 jihadisti sono tornati a casa in Bosnia. Uno di loro è Ibrahim Delic, un pastore che negli anni 90, durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, era vicecomandante dei Berretti Verdi musulmani. Ho preso parte alla guerra patriottica per difendere la mia terra. All'inizio facevo parte dell'esercito della Bosnia-Erzegovina, poi sono arrivati i combattenti stranieri, i mujahideen arabi. Il loro modo di combattere e di credere mi ha affascinato e alla fine del 92 mi sono unito a loro, rimanendo con loro per tutta la durata della guerra. L'incontro con i mujahideen arabi portò Delic a modificare il proprio atteggiamento nei confronti della religione. Io ero un fedele tradizionale. Come sapete, qui c'era il comunismo per 40 anni e quando sono arrivate queste persone ho visto che loro praticavano la fede per davvero. Mostravano attraverso l'esempio come bisognava credere e io ho accolto quell'esempio. Quando molti anni dopo è iniziata la guerra in Siria, Delic decise di ricambiare l'aiuto ricevuto dagli arabi che erano venuti a combattere con i bosniaco-musulmani. Quando ho visto su internet quello che stava accadendo, ho capito che era la stessa cosa che era successa a noi musulmani in Bosnia. Volevo in qualche modo aiutare quella gente. Io sono un invalido, non posso più combattere, tenere un fucile, ma se avessi potuto farlo, l'avrei fatto contro Bashar el-Assad. Delic sostiene di essere andato in Siria solo per portare sostegno morale e per educare i fratelli musulmani alla fede. Il tribunale di Sarajevo, però, è stato di opinione diversa e al suo ritorno lo ha condannato a 1 anno e 11 mesi per aver fatto parte dell'organizzazione terroristica Stato Islamico, oltre che per detenzione di armi e bombe a mano. Il suo fucile d'assalto, secondo i giudici, non serviva a proteggere le pecore dai lupi. Dove c'ero io c'erano una decina di bosniaci, poi è arrivato un combattente che si era trasferito lì, Bajro Ikanovic, che mi ha detto di andare con loro a Haretan, un sobborgo di Aleppo, perché là c'erano più bosniaci e serviva qualcuno che educasse all'Islam. Dopo aver incontrato Ikanovic e Omar il Ceceno, figure di spicco dello Stato Islamico, Delic decide di ritornare in Bosnia a causa della situazione di anarchia e di lotta fratricida tra musulmani che incontra nella regione di Aleppo. La sua posizione, ci dice, è contraria al terrorismo e alla guerra, ma fino a un certo punto. Se uno non mi tocca, io non lo tocco. In Bosnia, però, siamo stati attaccati e quando ti capita più di una volta che cerchino di aggredirti, di commettere un genocidio, è normale essere diffidente perché non si sa mai cosa ti può capitare. Il risentimento per quanto avvenuto negli anni 90 nei Balcani è comune a tutti, non solo ai musulmani, così come la paura di essere aggrediti. Così, in tempo di pace, ci si prepara a difendersi per la prossima guerra, se ce ne fosse bisogno.
I radicali islamici che ritornano dai fronti del Levante e della Mesopotamia sono una minaccia per tutta l'Europa, un pericolo di cui si stanno occupando i servizi segreti e le polizie di mezzo mondo. Una tattica comune non è stata ancora definita. Il prefetto Mario Mori è uno dei più conosciuti esperti italiani di sicurezza. Generale dei Carabinieri, è stato comandante dei ROS, a lungo si è occupato di questioni di terrorismo. Poi, come prefetto, ha diretto il SISDE, il Servizio Segreto Civile. Mori invita a non sottovalutare il problema dei combattenti di ritorno, ma anche a non sopravvalutarlo. Aspettiamo chi ritorna, perché ancora, almeno per quanto riguarda, non è tornato nessuno, e vedremo come fare. Qual è l'ipotesi? La deradicalizzazione. Bella parola, c'è stato qualche tentativo in Inghilterra, in qualche altro paese europeo. I risultati per ora sono molto deludenti, quindi non abbiamo delle idee precise su come affrontare queste gente di ritorno. Quando e se tornerà? I suoi colleghi che si occupano di intelligence in Russia parlano di liquidare il problema. Quel liquidare è molto ambiguo. Altri sistemi democratici per affrontare queste persone ci sono? Appunto uno dei sistemi è la deradicalizzazione, bisogna vedere quanto sarà efficace. Un altro problema è detenere queste persone in determinate prigioni e che siano dedicati esclusivamente a questo tipo di personaggi. Gli americani hanno trovato Guantanamo per tenere a bada determinati personaggi. Ci sono varie soluzioni. Una soluzione vera con la S maiuscola non c'è. E molto dipende dall'approccio che ciascun paese, secondo la sua cultura, le sue ottiche, può pensare di affrontarlo. I russi sono molto pratici, la neutralizzazione per loro è solo la fine di questi soggetti. Noi ovviamente abbiamo un altro tipo di approccio, però dobbiamo trovare un modo per definire in maniera compiuta questo approccio che sia qualcosa di concreto e di correttamente realizzabile. Nei Balcani la situazione si sta nuovamente incancrenendo, c'è il pericolo di nuovi conflitti. Questo dal punto di vista dei radicali islamici può rappresentare un pericolo per l'Italia? Non direttamente, l'area balcanica è molto vicina, quindi noi siamo sensibili a quanto succede. Il problema potrebbe diventare veramente significativo e creare anche dei problemi a noi se la minaccia di Erdogan di aprire di nuovo il flusso di migranti che per ora si sta tenendo, mercé tutti i soldi che gli vengono dati dall'Unione Europea, se questi 3 milioni circa di persone che sono lì affluiscono nei Balcani e qui trovano dei condizionamenti perché molti paesi non sono disposti a riceverli, ecco, allora in quel momento si possono creare delle situazioni che allo Stato però non sono ipotizzabili nell'immediato. I servizi di polizia stimano che almeno 98 jihadisti partiti per la Siria e l'Iraq sono legati all'Italia. Circa una decina sono o erano cittadini italiani. Tra questi c'era anche il genovese Giuliano Del Nevo, morto vicino ad Aleppo nel 2013. Il Parlamento ungherese ha approvato una legge che prevede la detenzione per tutti i richiedenti asilo entrati nel paese fino alla decisione definitiva sulle loro domande d'asilo. I migranti saranno rinchiusi in campi di raccolta costruiti lungo la frontiera. Il governo Orban ha raddoppiato e elettrificato la barriera di filo spinato lungo il confine con la Serbia e la Croazia. L'esecutivo di Budapest sta anche preparando una nuova legge sulle attività delle organizzazioni non governative. I seguaci di Orban sostengono che la norma serve per contrastare le ingerenze straniere in politica interna. Secondo i critici, invece, la legge è stata concepita per limitare le attività delle ONG legate a Soros, il finanziere e filantropo promotore dell'ideologia della società aperta. La crisi dell'idea europeista e il duro confronto tra la Russia e gli Stati Uniti stanno destabilizzando i Balcani. Le ferite delle guerre jugoslave bruciano ancora e in molti stanno speculando per trasformare il risentimento etnico in consenso politico. Un allarme lanciato anche dai ministri degli esteri europei, dopo che hanno ascoltato un rapporto dell'alta rappresentante per la sicurezza Federica Mogherini. I Balcani sono da sempre una regione instabile.
La regione instabile è mantenuta anche instabile dal punto di vista internazionale, in modo da far sì che i grandi interessi internazionali possano scoppiare in questa zona del mondo. Il focolaio più pericoloso è la Macedonia. Qui la crisi politica si trascina da più di un anno. A provocare il caos è stato lo scandalo delle intercettazioni. Il governo nazionalista di Nikola Gruevski della VRMO aveva intercettato illegalmente circa 13.000 utenze telefoniche, tutti i rappresentanti dell'opposizione. Uno scandalo che ha portato alle elezioni anticipate in dicembre. La maggioranza relativa, per un solo seggio, era andata ai conservatori di Gruevski, ma a formare una maggioranza insieme ai partiti della minoranza albanese è stato il socialdemocratico Zoran Zaev. Una maggioranza nata grazie ad un accordo che prevede il riconoscimento dell'albanese come lingua ufficiale al pari del macedone. Questo però, secondo il presidente della Repubblica George Ivanov, sarebbe una minaccia per la sovranità macedone e per questo ha rifiutato di affidare il mandato a Zaev. Ivanov, un uomo di Gruevski, non ha cambiato posizione neanche dopo un incontro con la responsabile della diplomazia europea Mogherini. La Macedonia è già di per sé internamente instabile, ma di sicuro vi è stato, da un punto di vista esterno, un'influenza da parte dell'Unione Europea, da parte degli Stati Uniti d'America e altre nazioni che hanno cercato di destabilizzare fino in fondo il governo del VMRO e favorire una grande coalizione, ovvero l'opposizione di sinistra. Nei centri urbani si susseguono manifestazioni nazionaliste contro la proposta di riconoscere l'albanese come lingua ufficiale dello Stato macedone. I nazionalisti di Gruevski, nello scorso decennio, hanno speso centinaia di milioni di euro per riempire la capitale Skopje di monumenti che inneggiano all'antichità di Alessandro Magno, da cui, secondo questa mitografia, deriverebbe l'attuale nazione macedone. In questo contesto, un'affermazione dei diritti civili della minoranza albanese è percepita come una minaccia. Se per noi che guardiamo dall'esterno dare diritti civili sembra una cosa normale, bisogna ovviamente guardarla con un feeling interno politico, dove la Macedonia è divisa, diciamo, in due fronti, la destra e la sinistra, e gli albanesi che cercano di guadagnare delle posizioni dal punto di vista civile e sociale. Gli albanesi sono, secondo le ultime statistiche, tra il 20 e il 25% della popolazione. A questo punto abbiamo la destra che dirà sempre che la Macedonia è dei macedoni e garantisce i diritti delle minoranze albanesi nelle loro località, nelle loro regioni. Mentre i socialisti sono pronti a fare una federazione della Macedonia, ma questo ovviamente non sarà accettato dalla maggioranza dei macedoni. Ad appoggiare i nazionalisti Ivanov e Gruevski è stata la Russia, che ha accusato l'Unione Europea e la NATO di voler imporre alla Macedonia un progetto panalbanese. La Macedonia, che ha poco più di 2 milioni di abitanti, di cui circa un quarto sono disoccupati, rimane uno dei paesi più poveri dell'Europa. Il prodotto interno lordo per abitante è di circa 8.900 euro. Nessuna differenza di salario tra uomo e donna. La Romania si appresta ad essere, entro la fine del prossimo anno, l'unico paese europeo in grado di colmare il divario tra i due sessi. Secondo uno studio condotto dalla società britannica Expert Market, molti paesi dell'Est Europa si collocano in questa particolare graduatoria davanti a quelli occidentali e in Romania in particolare le impiegate nel settore privato tra 25 e 34 anni percepiranno presto gli stessi stipendi dei colleghi maschi. In Romania avem un procent foarte bun. In Romania la differenza di stipendio tra uomo e donna è in percentuale bassissima. Ci troviamo in questa situazione anche grazie all'Europa, che circa 27 anni fa decise di stimolare la crescita dell'economia privata dopo anni di statalismo. Tutto si è sviluppato nel contesto giusto e con la dovuta maturità rispetto all'emancipazione delle donne, che hanno apportato all'economia del paese la loro energia. Le donne sono state percepite subito dal punto di vista professionale molto preparate allo stesso livello dei colleghi uomini. Quindi da questo punto di vista la differenza degli stipendi si è basata più sulle singole prestazioni delle persone che sulla differenza di sesso. O egalitate de șanse. D'altra parte il regime di Ceausescu obbligava tutti, uomini e donne, a lavorare e quando la dittatura ha lasciato il passo alla democrazia, le donne si sono fatte trovare pronte e competitive, tanto che oggi la differenza nel salario tra i due sessi è solo dell'8%. Lo stipendio cambia semmai per tipologia di lavoro e per settori.
Il 40% del prodotto interno lordo è garantito da società e compagnie dove lavorano soprattutto donne, in maggioranza anche nelle scuole e negli uffici. Il top manager però resta quasi sempre uomo ed anche nel pubblico, vedi ministeri, università, ospedali, i ruoli chiave di posti di vertice vengono ancora ricoperti essenzialmente da uomini. Nel Parlamento rumeno la percentuale di donne presente oggi è del 20%. L'obiettivo è di colmare al più presto anche questo gap. Din punctul nostru de vedere, soluția... Una soluzione per risolvere questa disuguaglianza tra rappresentanza maschile e femminile, specie nei ruoli apicali, potrebbe essere quella di introdurre, come hanno fatto molti paesi dell'Unione Europea, una quota di partecipazione sia nel settore politico che nelle società private. Sarebbe chiaramente una soluzione temporanea, così come proposto anche dall'Unione Europea, solo fino al raggiungimento dell'effettiva parità. Metodă de corectare a situației. Sulle quote rosa il dibattito è aperto, come d'altronde già da anni in Italia, e non tutte le lavoratrici rumene sono d'accordo. Mă bucur să văd că România este în topul țărilor în care egalitatea de șanse. In Romania non c'è una differenza di stipendi tra i due sessi. Anche quando si fanno le valutazioni sulle competenze, queste si fanno in base al merito e non certo per differenza di sesso. Speriamo che in futuro l'importanza e la presenza delle donne sia più capillare anche nel settore pubblico, nella politica, nel sociale e nella società civile, ma per cortesia, non per quote imposte in percentuale, ma solo per meriti, per competenze, per impegno, insomma per tutti quei valori aggiunti che fanno oggi delle donne persone capaci e autorevoli. Exclusiv pe criteriul meritului. Più avanti della Germania, della Gran Bretagna e dell'Italia. Un risultato impensabile fino a qualche anno fa per la Romania. Anche questo il segno di una società cresciuta in fretta, ma senza pregiudizi. Un colpo di fulmine nel vero senso della parola, quello che ha acceso la passione fotografica dello sloveno Marko Korošec per i fenomeni meteorologici più estremi e lo ha reso uno dei più quotati cacciatori di tornado. Stavo fotografando proprio da qua il golfo di Trieste nel mezzo di una tempesta nel 2004 quando un fulmine colpì queste rocce a pochi metri da me. Scappai perché era troppo pericoloso rimanere, ma capii che era questo che volevo fare, fotografare i fenomeni meteorologici più estremi. Da quel momento ho fotografato qualsiasi evento interessante, le foto erano ancora in pellicola e gli alti costi dell'analogico mi hanno costretto a imparare velocemente. Nato sul ventoso Carso, altipiano Kul, della stessa bora che proprio sul golfo di Trieste sa manifestarsi con tutta la sua forza maestosa, Marko Korošec è quindi andato a caccia di uno dei fenomeni ventosi più affascinanti, i tornado. Nel 2014 ha vinto un premio del National Geographic e le sue foto vengono spesso pubblicate sulle più prestigiose testate anglosassoni e su quelle russe. Tornado è Bisogna essere ferrati nella meteorologia, saper leggere le carte meteo, i dati, le fotografie dei radar e quindi individuare il periodo giusto quando ci sarà la maggiore attività nella Tornado Alley, cioè tra l'Oklahoma, Kansas, Nebraska e Colorado. Generalmente viaggio con due colleghi, uno ungherese e uno tedesco. Oltre a dividere le spese, condividiamo la conoscenza e anche il tempo. Ci sono parecchi tempi morti durante le attese delle tempeste. Generalmente queste si formano nel pomeriggio, ma noi dobbiamo analizzare i dati per individuare i punti più probabili dove si formerà il tornado e in quale direzione si sposterà. Generalmente viaggiano a una velocità media di 50-60 km/h, ma quelli più violenti possono raggiungere i 130 km/h e all'interno dei vortici la velocità raggiunge i 300 km/h. Ma come ci si avvicina ai tornado? Dipende dalla grandezza e dalla velocità. Il diametro può variare da circa 50 metri a oltre 1 chilometro. Generalmente lo anticipiamo in modo che sia il tornado ad avvicinarsi a noi e man mano che si avvicina ci spostiamo a circa 1-2 chilometri di distanza. Solo una volta ero a circa 300 metri da un tornado, ma quella volta era ormai lui a inseguirci. Il pericolo maggiore è che a fianco del grande tornado, quello dal diametro superiore al chilometro, si sviluppino i cosiddetti vortici satellite che ti sorprendono. Per questo è bene avere più occhi.
Marco Koroshez ci racconta che 3 suoi colleghi sono rimasti vittime di una situazione simile nel 2013 in Oklahoma. Stavano posizionando delle sonde per misurare la velocità dell'enorme vortice quando un tornado satellite li ha travolti ribaltandoli in un fossato e non hanno fatto in tempo a evitare il tornado principale. Una caccia pericolosa che si riapre a fine maggio. Intanto Marco Koroshez dedica tutto il suo tempo libero al ghiaccio modellato dal vento sulle montagne della Slovenia, vincendo un nuovo premio internazionale, e sta per partire a caccia dell'aurora boreale in Islanda.